Dammela. Aspetta un attimo. Gavi, stacca dai giura, che giura. Che questa manca. Sì, dammela, no? E sugagliare pure. Intra per magliette sugagliare. Ma siamo composti. Ponimi in palla. Allora, siamo adesso con Luciano, il presidente del comitato di Pischedda. Di questo comitato improvvisato. E come mai hanno scelto te? Perché nessuno lo voleva fare, quindi mi hanno portato e mi faceva anche piacere. Ti fa piacere. Sì. Allora, i Pischedda, se dovessimo definire questa numerosa famiglia sarda, quali sono le caratteristiche che accomunano tutti i Pischedda, secondo te? Prima di tutto la mia famiglia, perché noi siamo Pischedda, Tu sei di Bonorva? siamo sette fratelli e in più tutti nipoti, almeno un centinaio siamo già in famiglia. E poi il fatto che è arrivata questa proposta da Carbonia e l'abbiamo accettata molto volentieri. Tu quali idee hai su come organizzare la festa, su come proseguire? È già tutta organizzata grazie alla collaborazione di quei 5 o 6 che sono stati vicini a noi. Diciamo miei fratelli, poi l'ex sindaco di Pozzomaggiore, Tonino Pischedda, Giorgio Pischedda, l'altro Tonino Pischedda di Bonorva. Che cosa prevede la festa? La Quali festa, sono allora, stasera dopo le 18:30 iniziamo con la musica e poi inizieranno su un cordo di Pozzomaggiore, un coro, non è un coro, il concurdu, poi Zenias, un altro gruppo musicale sardo molto che è conosciuto in zona, poi un gruppo di ballo di Bonorva, Salvo Norvesas, tutte ragazze, giovani, belle, che non guasta, e poi a finire la partecipazione straordinaria di Giusy Pischedda. Magari intervistiamo anche lì. Sì, senz'altro. Allora, concludiamo questa breve intervista con un augurio in sardo. Cosa dice a tutti quelli che parteciperanno? A Kentano non ne va che un'altra.